Allora, noi in questi anni abbiamo lavorato tanto per fare in modo che i nostri studenti potessero trovarsi a loro agio, potessero trovare le stesse condizioni dell'Ateneo di Palermo e di tutti gli Atenei d'Italia. E non solo, abbiamo lavorato affinché la ricerca, la didattica divenisse un'attività qualificante e non solo al passo con le altre università, dicevo, ma con qualcosa in più che un piccolo ateneo può dare agli studenti iscritti. Abbiamo lavorato molto per le strutture, stiamo lavorando con grande alacrità alla struttura di Via Atenea, all'ex ospedale. Vorrei, a questo proposito, se me lo permettete, fare chiarezza sullo stato dei lavori e sulle consegne. I lavori che hanno avuto qualche contrattempo, e ci sta, nei lavori pubblici, sono previsti gli imprevisti che possono rallentare un po' le lavorazioni, adesso sono stati assolutamente reggimentati, le strutture sono complete, si sta lavorando alle finiture. Quali sono i tempi di... Prevediamo che dopo l'estate la struttura sia consegnata all'università e la città possa godere di questo nuovo edificio. Ma vorrei dire che questi passi anche verso la qualificazione dei servizi che noi stiamo dando agli studenti e anche ai docenti che insegnano qui in sede periferica, quindi miglioramento delle loro condizioni, non dico logistiche, quello anche, però dico le condizioni favorevoli per cui possono insegnare qui. Quindi tutte queste cose stanno dando dei frutti, perché gli immatricolati sono circa 400 e gli iscritti quindi sono 1 migliaio, quindi siamo arrivati a questa fatidica soglia che non è una cosa semplice. Altra cosa importante per chiudere questo bilancio sono i nostri progetti europei, i progetti di cooperazione transfrontaliera. Per cui quelli che sono stati portati avanti hanno visto proprio la chiusura in questi giorni, si chiudono dei progetti molto importanti, il CEFEL che abbiamo portato avanti voi sapete, con un grande successo, un progetto di formazione. Si è chiuso in questi giorni. L'altro progetto molto importante è Accademia ha fatto tanto per Agrigento. Ecco, sono progetti di cui la ricerca può dire di aver avuto un avanzamento. Possiamo dire che la ricerca sia stata portata avanti ad Agrigento con grande consapevolezza. Abbiamo donato alla città il rilievo del teatro, il rilievo 3D del Teatro Pirandello, che è una cosa che ancora non c'era e abbiamo donato alla città questa grande attività di ricerca. Poi c'è il progetto Edenmed che abbiamo chiuso l'altro giorno a Favara, presso l'istituto scolastico, che veramente è un progetto innovativo che abbiamo portato avanti nel territorio con grande entusiasmo, non solo da parte dei docenti dell'università, ma anche dei dirigenti scolastici, degli studenti, perché per la prima volta abbiamo donato alla comunità scientifica, anche alle comunità didattiche, agli istituti didattici, un manuale che integra la didattica portata avanti, la didattica curriculare, con delle iniziative per la sostenibilità dell'ambiente, per l'ecologia, che diventa una cosa molto importante. Altra cosa a cui tengo molto è il dottorato di ricerca. Qui per la prima volta ad Agrigento ormai abbiamo un dottorato nazionale. Il pubblico non lo sa, però ci sono i dottorati locali che si portano avanti dentro i dipartimenti e ci sono i dottorati nazionali, che è una grande novità per il mondo scientifico universitario. E noi facciamo parte di questo dottorato nazionale ormai da 2 anni e stiamo portando avanti delle iniziative su Agrigento, cioè 20 università italiane si stanno occupando del paesaggio di Agrigento, la città contemporanea, dell'archeologia, dei beni culturali. Queste università saranno tutte ospiti ad Agrigento ad aprile.
verranno qui studiosi da tutto il mondo, italiani, studenti, tantissimi studenti dottorandi, che per fare un focus sulle attività che stiamo portando avanti per la città di Agrigento in vista di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Quindi tutto il mondo accademico italiano sta lavorando su Agrigento 2025 e questo è anche un progetto ambizioso che vedrà la luce per questa grande, questo grande riconoscimento che la città ha avuto.